modo per vivere un luogo e viverlo all'interno di un bed and breakfast, e all'interno del salone del camper dobbiamo arrivare vivendo una giornata in toto, quindi siamo arrivati nel nostro itinerario all'interno del bed and breakfast Cancabaia a vivere quello che è il territorio parmense. Vogliamo spiegare un attimino qual è la strategia, anzi o meglio la filosofia di questa vivere in questo territorio, provandone i gusti. Bruno titolare insieme a Simona la moglie. Cancabaia, prima di tutto perché Cancabaia e che cosa esprime questa filosofia di vita? Direi una vita molto semplice e autentica. Cancabaia penso si identifichi da solo. Abbiamo cani e al momento di decidere il nome del nostro bed and breakfast stava facendo confusione e così ci è venuta l'idea di chiamarlo Cancabaia. Spieghiamo un attimino com'è l'arrivo all'interno di questa struttura e cosa voi offrite a tutte le persone. Allora, prima di tutto la natura. La natura, e giusto. poi l'arrivo ovviamente all'accoglienza. Direi l'ospitalità familiare. Diciamo che i nostri ospiti alla fine del percorso qua a casa nostra, quello che apprezzano è proprio di essere come a casa, è quello che noi vogliamo offrire e poi è quello che noi vorremmo un po' ritrovare quando giriamo i posti in Italia, all'estero, e ci piace trovare la familiarità e quindi è quello che vogliamo offrire ai nostri ospiti. Il breakfast diciamo che è una cosa a cui noi teniamo tanto, quindi sono prodotti locali assolutamente, della nostra tradizione culinaria parmense, perciò prosciutto e formaggio per chi lo gradisce e ovviamente marmellate, torte fatte in casa. Cerchiamo di avere tutti i prodotti locali, quindi anche frutta possibilmente biologica, yogurt, latte delle aziende agricole, vogliamo offrire quello che è veramente il prodotto locale anche nostro, della nostra produzione. E noi continuiamo a girare per il camper ci aspetta con tante novità e questo è l'inizio di una lunga giornata.